Buongiorno, ci troviamo in territorio di Castiglione di Sicilia e oggi siamo alla cuba cosiddetta bizantina di Santa Domenica, perché la delegazione del FAI in occasione delle giornate di primavera, anche se il tempo è quello che è, hanno aperto l'interno della cuba che non è sempre visibile. Questo manufatto viene considerato d'epoca bizantina. In realtà datare un manufatto simile non è per nulla facile. Oggi gli studiosi sono concordi nel ritenere infatti che anziché considerare la datazione al VII secolo come comunemente si pensa, in realtà sia stata costruita come datazione tra il IX e l'XI secolo, ovvero sia in epoca araba e normanna. Questo lo possiamo vedere da questi manufatti che possiamo scorgere attraverso le mura e la lettura dei suoi elementi costitutivi, che non è sempre cosa facile, in quanto come dicevamo poco fa ci sono delle commistioni di vari stili messi uno sull'altro, anche perché il tempo è passato su questo monumento, tant'è che la cuba, perché qui in territorio dell'Alcantara ce n'è parecchie, erano dei piccoli oratori con delle chiese che facevano parte probabilmente di un più grande monastero. Se erano monasteri basiliani che troviamo in tutto il territorio del Messinese, soprattutto nei Nebrodi, e pensiamo a Franzanò, per esempio San Filippo de Menna e altri, probabilmente questa era una grange, ovvero sia dove i monaci si ricoveravano durante il lavoro dei campi, posavano gli attrezzi e soprattutto stipavano il prodotto che veniva raccolto dalla terra. Ora, un'altra cosa, questa è quella meglio conservata, che anche se hanno avuto parecchie destinazioni d'uso, pensate che fino a qualche decennio fa era adibita a ovile dai pastori nomadi a cui anche apparteneva, perché poi tra gli anni 60 e 70 passò definitivamente al comune di Castiglione e l'ingegnere, l'architetto Iacono, ne predispose il restauro. Infatti ha eliminato le superfetazioni e tutto quello che non corrispondeva tutto quello che era nato appunto dopo, era stato addossato dopo, e oggi la vediamo in tutta la sua bellezza come poteva essere in origine. Naturalmente mancano, come vedete nella bifora qui dietro, che è quella parte dell'abside, manca il piccolo capitello, così come mancano i due capitelli sul frontone che vediamo dall'altro lato. Però oggi abbiamo visto in tutto il suo splendore le volte, che sono fatte così come le volte dell'architettura appunto sia islamica sia normanna, che comunque facevano parte anche dell'architettura precedente, quella romana. Non dimentichiamo che molti elementi costitutivi architettonici sono appunto d'epoca romana e possiamo vederli oggi ascritti in molti monumenti. Quindi la sua dotazione è tra il IX e l'XI secolo. Grazie. Buongiorno, sono Salvatore Lombardo, ex dipendente comunale, oggi in pensione da un po' di tempo, da qualche anno. Ho sempre amato vengo da Randazzo, ho sempre amato praticamente i nostri luoghi storici, in particolar modo le cube della Valle dell'Alcantara. Qualcuna è a Randazzo, qualcuna è come questa è a Castiglione, ma viene chiamata Santa Domenica. Oggi come Sicilia Antica ho la carica di vicepresidente della sezione di Sicilia Antica di Randazzo, e oggi con un gruppo di Sicilia Antica Randazzo siamo venuti qua alla cuba perché l'occasione di oggi era ghiotta, perché la cuba l'abbiamo sempre visitata anche per la relativa vicinanza, però dentro, dopo alcuni lavori di restauro, non l'avevamo mai vista. Dobbiamo dire che questo del FAI è stata una brillante idea, anche perché tanti vengono a vedere la cuba, anche perché ci sono le urne vicino e le altre cube, ma questa, essendo la più intatta, è la più bella. Quindi ringrazio il FAI per questa occasione che ci ha dato per entrare dentro
e speriamo che questa iniziativa di apertura di questa cuba venga prolungata nel tempo, qualche associazione come Sicilia Antica, Castiglione o Randazzo si possono occupare dell'apertura periodica di questa e della pulitura di questa particolare architettura che è tipica solo della Valle delle Cande e di qualche parte della Calabria. Allora, buongiorno, io mi presento, sono Rosaria Milione, sono il capogruppo Etna Nord del Fondo Ambiente Italiano. Il Fondo Ambiente Italiano nasce nel 1975, quindi 50 anni fa, come fondo che si occupa di far conoscere e quindi tutelare il patrimonio in tutto il territorio italiano. Per far questo noi organizziamo due grossi eventi durante l'anno, uno per le giornate FAI di primavera, come quelle che stiamo adesso svolgendo, e poi le giornate FAI di autunno. Per raccontare i beni che noi troviamo e scoviamo nel territorio ci accompagnano i nostri ciceroni, che sono gli alunni delle scuole del territorio e che sono bravissimi nel raccontare la storia del bene che noi scegliamo per le giornate FAI di primavera per la raccolta fondi. Questi sono i ciceroni della scuola Calì di Castiglione, che sono stati bravissimi in queste giornate a raccontare la storia di questa bellissima struttura. E io lascio a loro la parola. Allora, io sono la preside, rappresento l'Istituto Sando Calì, che ha la sede principale a Lingua Glossa, ma comprende anche le sedi di Castiglione e di Solichiata. La dottoressa ha proposto questa iniziativa che tra l'altro abbiamo accolto con molto entusiasmo e quindi abbiamo cercato di fare il possibile per fornire insieme alla dottoressa le notizie principali su questo bene scelto, sulla cuba bizantina di Castiglione, e poi devo dire che i ragazzini hanno stupito sia me che la dottoressa per quello che sono stati capaci di realizzare, di concretizzare, di progettare insieme sicuramente sia ai docenti che alle famiglie. Perché effettivamente è stato un lavoro di squadra di cui sono orgogliosa, perché abbiamo collaborato con il FAI, che rappresenta chiaramente un'egida per la tutela e la salvaguardia dei beni, e poi abbiamo trovato grande risposta nel territorio, sia da parte dei docenti, perché chiaramente c'è una certa programmazione che bisogna rispettare, ma abbiamo trovato i tempi e i modi per accogliere questa proposta, e anche da parte delle famiglie, perché le famiglie si sono pienamente messe a disposizione e hanno particolarmente gradito questa iniziativa. E poi l'ultima cosa che vorrei dire, i ragazzini veramente, sia della scuola primaria, perché hanno partecipato dalla classe quarta alla classe quinta, sia i ragazzi della scuola media, sono stati eccezionali, bravi, hanno meritato i complimenti da parte di tutti i visitatori e anche da parte della dottoressa, che ha apprezzato l'operato, perché veramente al di là delle conoscenze comunque c'è stata tanta passione. Ci auguriamo che questi ragazzi siano veramente promotori anche di ulteriori iniziative per il futuro, per permettere al nostro immenso e prezioso patrimonio culturale nazionale di avere il giusto riconoscimento. Quindi i nostri beni sono nelle vostre mani. Quindi se qualcuno di voi se ha il piacere di parlare, di dire qualcosa, siate liberi di farlo. Vuoi aggiungere qualcosa? Come ti è sembrata questa esperienza? È bellissima, a me è piaciuta tanto e l'ho adorata, mi piace tantissimo. Allora, a me mi è piaciuta tantissimo, mi ha provato tantissima emozione, felicità, perché è stata davvero molto bella avere questa opportunità di fare guide turistiche a persone che non conosciamo e a farli sorridere. Anche a me comunque è piaciuta, perché magari i turisti che vanno in vacanza in questo territorio vanno a visitare dei monumenti come per esempio la Cuba, però non sanno la storia, e in questo modo noi la facciamo conoscere e magari loro ci fanno i complimenti, sorridono e almeno hanno qualcosa in più da sapere. È stata un'esperienza molto bella spiegare la storia di questa chiesa ai turisti.